Va ora in onda Potere al Popolo. Se adesso tutti allegri, tutti a fare il trenino, tutti che festeggiano, Europa mai così forte in borsa dai tempi del Covid, Milano più 7%, dopo che Donald Trump ha deciso di rinviare di 90 giorni l'entrata in vigore dei dazi bilaterali su tutti i paesi a parte la Cina. Francoforte sale del 7,5, Parigi del 6,2, Londra del 4,7, Milano era arrivata addirittura all'8, scrive l'ANSA. La grande fuga dal dollaro, i titoli di Stato sotto tiro, così è nata la svolta di Trump. Volano le borse. Il consiglio sospetto di Trump 3 ore prima del maxi rialzo di Wall Street scrisse: adesso è il momento di comprare. Il post su Trot del presidente, poi l'annuncio del rinvio dei dazi e il boom delle borse, il caso del misterioso acronimo DJT. Questo è il Corriere. Vediamo Repubblica. A Repubblica c'è anche la psicosi del 20 aprile. Attenzione, Trump proclamerà la legge marziale. Sta diffondendosi questa paura contro il Messico, signori. Ma il titolo principale è la retromarcia sui dazi, perché Trump è tornato indietro e cosa succede ora? C'è spazio anche purtroppo per la cronaca, un incidente sul lavoro, furgone travolge gruppo di operai in un cantiere in tangenziale a Bologna, un morto e 3 feriti. Con il buongiorno rinnovato, potere al popolo, Sammy Varin e soprattutto potere a voi ascoltatori. E lo so, mi state aspettando al varco, ho decine di WhatsApp al 340 6709 659 che devo assolutamente trasmettervi e lo farò, state tranquilli. Il tempo della canzone indipendente di un DJ che ci manda qui il suo saluto. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, sono Steve Zerby Sound, vi presento il mio nuovo singolo Sunshine in Your Eyes con un sound sicuramente particolare. Ringrazio di cuore Radio Libertà per la messa in onda. Buona giornata, buon ascolto a tutti. Ciao!
Baila, baila, baila! Se proprio dobbiamo baciare il deretano lo facciamo in musica, e certo, con Steve Zerby Sound, questa Sunshine in Your Eyes, in anteprima assoluta per voi ascoltatori ribelli di Radio Libertà. Bravo, Steve Zerby Sound, ultimissima produzione per questo musicista per passione e dance producer di Cologno al Serio in provincia di Bergamo. La Cassazione vieta padre e madre sulle carte d'identità. Discriminatorio. Giudici contro il decreto Salvini, lo sapete, non è una novità, contro Matteo Salvini, contro noi, esaltando le minoranze. Quindi per una minoranza che non vuole sentir nominare i termini padre e madre, anche noi, maggioranza, dobbiamo fare come vogliono loro. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E qui si aprono le danze, ecco i vostri WhatsApp, si aprono le tombe, si levano i morti, decine di WhatsApp, non ce la farò mai a leggerli tutti, arrivati questa mattina al 340-6709-659, ma se lo volete, Sammy Varini è in diretta alle 11.07, c'è Simone pronto e sveglio a rispondere al telefono se chiamate 0292947222. Chiaramente partiamo dai messaggi. Ciao a tutti, sono Marco da Settimo Torinese. Ma chi è venuto in mente di premiare quella feccia politicamente parlando, di Burioni? Non so, io prendo le distanze da questi messaggi poco ossequiosi verso gli altissimi. Ciao Sammy, non per colpa tua, anzi, ma dopo tanti anni credo di essere stato colpito dalla sindrome Cainarca. Sì, ho sempre più difficoltà ad ascoltare la lettura di questa carta straccia vergata da giornalisti incompetenti e superfaziosi. La sindrome Cainarca. Salvo solo 2-3 quotidiani. Giulio è stato un eroe, tu cerca di fare quello che puoi. Sto parlando in terronese. Luigi sta scherzando, però Giulio Cainarca, lo sapete, ha fatto la scelta migliore. Ci ha messo una ventina d'anni più o meno, però dopo 20 e passa anni ne ha piene le scatole della rassegna stampa, ha mollato la rassegna stampa, si è spostato un po' più avanti, la sua trasmissione arriva la mattina intorno alle 10, adesso non c'è perché è in ferie, e giustamente fa qualcosa di meglio, fa uno zoom importante, uno speciale sulle notizie più importanti del giorno, con interviste, con ospiti, ed effettivamente ci stiamo accorgendo, scherzi a parte, me ne sto accorgendo anch'io, è da ottobre che conduco questa rassegna stampa la mattina alle 7.30 e effettivamente i giornali si parlano addosso e parlano ormai anche a un numero così limitato, un po' come quelli che vanno a votare nel secondo turno, al ballottaggio, parlano a un numero così limitato di persone, i quotidiani, che se la tirano l'un l'altro, si fanno le battutine l'un l'altro, un po' come gli ospiti su Rete 4 o sulla 7, sono sempre gli stessi che girano. Chiaro, l'ultima cosa che Sammy Varin vuole è farvi annoiare ed è proprio per questo che mi sono ripromesso di fare una rassegna stampa come nessuno ha mai fatto nella radiofonia italiana. Se non mi avete mai sentito, provate la mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 9.30. Quello che succede adesso alle 11 non è nulla in confronto da ciò che viene evocato nella rassegna stampa di Sammy Varin. Ciao Sammy, certe scelte le dovrebbe fare il popolo, non la corte. Io sono assolutamente per mamma e papà. Promuoviamo un referendum perché è una cosa seria. Mario, sto cercando davvero di capire se è una cosa seria oppure no. Allora, ti dico una cosa, qui in redazione, sai, ci sono decine, centinaia di giornalisti che girano, gente che corre, e gli faccio lo sgambetto, gli faccio il solletico. Allora, ci stiamo dividendo in questo, ho notato sta roba. Chi ha figli vuole che ci sia ancora questo termine mamma e papà, ok?
Chi non ha figli se ne frega altamente e lascia quindi ai pidioti decidere. Tanto io non ho figli, cosa me ne frega. La sensazione è un po' questa: bradira, bradar, mago, mago, magio, picciu, picciu, mago Varin dice così, è così. Ditemi se non è vero. E siccome si fanno sempre meno figli, chi ha figli qua? Simone ha figli, tu hai figli, nessuno ha figli. Come si fanno? Boh, non sappiamo più. Che cosa ho in mezzo alle gambe? Non capiamo più cosa abbiamo. È quella... Stavo dicendo attrezzo. È un attrezzo, che sia al maschile o al femminile. Non lo usiamo più. 340 6709 659. Mi dite qualcosa, per favore? Mi sorreggete nella mia tesi? Il mio nipotino di 2 anni come mi deve chiamare? Genitore del mio genitore. Bella questa. Nonno 1, nonno 2. Dai, ma te lo devo dire io. Ma scusami, fammi parlare con tuo nipotino, dai. Spariscono anche i nonni, gli zii, tutta la parentela, scrive Antonia. Sì, e comincia a preoccuparmi la cosa. Ciao Sammy, la prima cosa da imparare come genitori è che lo Stato è sempre nemico della famiglia e dei bambini. Dovessero portarmi via mio figlio, l'interrogazione parlamentare sarebbe sulla sparizione di qualche magistrato. Scherzi a parte, purtroppo questa cosa succede davvero e vedi che ne parliamo noi tra i pochissimi bambini strappati. Bibbiano, siamo stati gli unici a portare avanti queste argomentazioni e l'odiato Matteo Salvini un po' di anni fa a Pontida su quel palco portò una mamma con la propria bambina e raccontò la vicenda di Bibbiano e ci facemmo una trasmissione settimanale sui bambini strappati. Roba che certamente da una parte politica è assolutamente rifiutata, non è vero niente, e adesso però c'è stato il processo e mi pare che qualcuno sia stato anche condannato. Sì, non tutti, è vero, qualcuno. Sto leggendo i vostri WhatsApp, se avete qualcosa da dire fatelo adesso, scrivete a Sammy Varin 340 6709 659 su qualunque argomento, non soltanto su papà e mamma che non potremmo più dire. E ribadisco e discorrivo, vorrei capire, non sulle carte d'identità non sarà più scritto, anche se dovete girarla, è scritto in piccolissimo, quindi se uno ha più di 50 anni già non lo vede quello che c'è scritto, però io parlo dei documenti ufficiali, semplicemente del permesso di andare in gita per vostro figlio o vostra figlia. Bisogna che lo firmiamo tutte e due, il padre e la madre. Ci sarà scritto genitore 1, genitore 2? Se dovesse esserci scritto così, fate come ci ha detto prima un ascoltatore, una barra e ci scrivete padre e poi firmate, ok? Una barra, ci scrivete madre, cancellate genitore 1, genitore 2 e poi firmate. Ma non si può semplicemente fare in modo che nei documenti ognuno possa mettere quello che vuole? Se sono etero metterò mamma o papà, se sono arcobaleno la privacy, vergogna. Se sono arcobaleno metterò papà o mamma a secondo di quello che mi sento. Ecco, anche qui faccio un appello, so che questa è una radio molto libera e ci mancherebbe, non abbiamo nulla contro chi ha altri gusti sessuali, ma all'interno di questa diversa sessualità, quindi non è compreso il termine mamma o papà, questo l'ho capito, ma neanche proprio non c'è una persona che rappresenta il papà e un'altra che rappresenta la mamma. È una domanda stupidissima, però è un qualcosa che mi piacerebbe sapere. Se qualcuno mi può aiutare, scrivetemi 340 67 09 659 o chiamate anche in onda e potete tranquillamente telefonare allo 0292 94 7222. Buongiorno, a proposito della sentenza che reintroduce il genitore 1-2, brindiamo all'ennesimo successo targato Salvini e Lega. E gli altri sono stati secessione, federalismo, devolution e infine l'autonomia, che ormai è un dato di fatto. Caro Gino il Piddino, te l'ho detto, devi girare su Radio Popolare, solo lì possono apprezzare le tue battute. Gira,
107,6, parte da Valcava, il segnale quindi fa gran parte del nord Italia, arriverà anche a casa tua, vedrai. Marco da Milano, se i problemi sono dichiarare il falso sulle carte d'identità arcobaleno incredibilmente discriminatorie, vuol dire che non ce ne frega niente di problemi seri tipo immigrazione selvaggia, baby gang, sanità da riformare, giustizia da riformare, lavoro da incrementare, va tutto bene. Bravo Marco. Stiamo preoccupandoci del sesso degli angeli, mi chiedo io. Stiamo esagerando? E ti ripeto, questa sensazione secondo me viene colta da noi genitori, chi vi parla ha 2 figli di 14 anni, da chi ha figli, da chi ha nipoti. Chi non ha figli forse la coglie diversamente, fate bene da un punto di vista e siete fortunati, da un altro avete meno grattacapi ma non lascerete nulla su questa terra. Fare figli significa anche questo, lasciare qualcosa, qualcuno su questa terra che ti ricorderà. Adesso nel mio caso dici che strani ricordi che avranno i tuoi figli, però capisci la differenza e quindi è tutta la tua vita essere chiamato papà, sentis chiamà papà, c'era una canzone, essere chiamata mamma. Queste persone non hanno mai provato questa sensazione, chi non ha avuto figli e chi ha altri gusti sessuali non gliene frega assolutamente niente. Ora vogliono trasmettere questo menefreghismo anche a chi effettivamente dovrebbe essere più sensibile perché ha avuto un papà e una mamma, ma l'hanno avuta anche loro il papà e la mamma, solo che si sono dimenticati. Basta che si faccia una legge dove si dica che ognuno scelga cosa scrivere, o genitore oppure padre e madre, e siamo tutti contenti e felici. Sì, effettivamente alla fine, barrando forse, semplicemente se la dicitura per voi è sbagliata, la barrate e ci scrivete padre o madre. Questi chiederebbero di abolire anche la legge di gravità, perché in una coppia omosessuale di 2 maschi, a uno dei 2 vedendo una donna potrebbe, non proseguo, alzarsi qualcosa d'altro e all'altro no. Dai, vergognosi! Però d'altronde a baciarmi il culo, cioè, capisci che poi uno dopo chi va al mulino si invarina, c'è anche un altro proverbio, no? Carmen, penso ci si possa candidare all'infinito. Se poi i cittadini non ti votano, volti pagina. Viva papà e mamma, basta con le stupidate. Lei ha fatto un mix, anche il problema del terzo mandato, anche lì, signori, siamo in lutto, si scherza, in lutto nel senso che cosa faremo con la nostra bellissima regione Veneto? Punto di domanda. Inventiamo qualcosa, su questo non c'è dubbio. Io senza Zaia non vivo, non riesco ad andare avanti. Gli avete dato una bella idea, toglieranno anche la festa della mamma e del papà, avanti con la festa dei genitori, come Natale, la festa delle luci. Capite cosa significa stare zitti? Perché qualcuno dice che ci sono problemi più gravi. Il problema è che poi decidono comunque loro, e loro sono i magistrati, che guarda caso danno ragione alla sinistra. Com'è sta roba? Uno ci pensa. Il termine genitore ha origini latine derivando dalla parola genitor, che significa colui che genera. Questo termine è legato al verbo latino gignere, che significa procreare. Gignere, gigno, farà gigno, gigno, gignas, gignavi. No, è un altro. Beh. Nell'antichità, strettamente legato alla capacità di dare origine a una nuova vita, ma nel tempo ha assunto un significato più ampio, includendo anche il ruolo di chi cresce, educa e si prende cura dei figli. Grazie ai nostri ascoltatori acculturati. Ciao Sammy, com'è il refrain? Chi è causa del suo mal pianga se stesso? Bene, ora sappiamo dove traslocare tutti i clandestini e delinquenti vari di importazione. Li traslochiamo tutti a Riace, non avranno sicuramente problemi. Bravo Luca, anche perché è un bel pustesin Riace, non è che non siamo a Sesto San Giovanni, con tutto il rispetto per chi ci abita, ragazzi, c'è di peggio anche rispetto a Sesto San Giovanni. Ciao Sammy, certo che i sinistrati che festeggiano per il più maschilista e macista dei sostantivi, cioè genitore,
È l'apoteosi della demenza a cui siamo arrivati. Sì, Luca, sono i tempi così, Gen 1, Gen 2. Ma se sono omosessuali, cosa possono... Scusate, devo censurare, che sono dei limiti anche alla radiofonia, noi li sopportiamo, li sorpassiamo spesso, però non posso proseguire, La Meloni, meno male mi tirano fuori la Meloni senza vergogna. Ma che va a fare in USA? Va a baciare il culo a Trump per fare una foto alla Casa Bianca? Ma la tipa si rende conto che da 2 anni la produzione industriale in Italia è in decrescita? Questa fa la turista a nostre spese. Caro ascoltatore che mi ha scritto questa roba, non te ne sei reso conto? Forse sì, ma mi è scritto quello che c'è scritto oggi su Repubblica. Te lo giuro. Compra Repubblica, so che costa un po' di più rispetto alla verità, e ti accorgi che dice quello che tu scrivi. O sei un ventriloquo dei giornalisti di Repubblica, oppure sei piddino. Caro Sammy, per me la regola dei 2 mandati è sacrosanta, estesa a parlamentari, ministri, presidenti di enti vari, consiglieri di amministrazione. È un buon ricambio di sangue per le cariche elette e nominate, ma a tutti, non solo a Zaia. Te capì? Gramellini critica e si spertica per le parole di Trump, e le 70 coltellate date a una ragazza di 20 anni non lo impressionano. Nessun commento, vigliacco, guarda in casa tua. Gramellini ipocrita, nessun commento verso Mattarella quando ha dato del nazista a Putin. Cosa critichi Trump? Peggio Mattarella, Trump è un grande. Vedete come sono belli tosti i nostri ascoltatori? Già, Vincent, che notiziona, revocato lo sciopero dei trasporti di domani, venerdì 11 aprile. Brasil, almeno hai la certezza di arrivare in radio, ed è bello sapere domani Vincent ce la farà, arriverà ancora in radio, perché oggi sai quando parti e non sai se mai arrivi. Comunque Sammy, state lontani da Visione TV, che parla sempre male della Lega e di Salvini. Grazie dell'informazione, Massimiliano da Milano. Gli stavo già dando un contributo, e poi ce ne sono ancora tantissimi, non ce la farò mai a finirli. Tutti Big Jim e Barbie dobbiamo diventare senza sesso, il sogno dei comunisti. Una volta i gay li pestavano e confinavano. Walter, non ho ben capito cosa vuoi dire. Forse non mi vuoi fare il giocattolo Sammy. Ho fatto l'appello prima in rassegna stampa e io non lo faccio, però lo stanno facendo tutti, il proprio giocattolino nella scatoletta con gli accessori, qualcuno mi faccia il giocattolo di Sammy Varin, dai. Allora, sicuramente un microfono, quello ci deve essere. Poi che cosa ci potremmo mettere come accessori nella confezione regalo del bambolino Sammy Varin? Santa Maria, ma perché? Cioè, capite che dove stiamo andando, cosa stiamo diventando? Però è di moda, se lo stanno facendo tutti, belli e brutti, e che fa? Sammy Varin non c'ha il suo giocattolino in vendita? Fatemelo, ma fatelo voi, io me ne lavo le mani e anche i piedi. Sammy, ma la radice della parola genitore, tu latinista, qui continuano a chiedermi ancora, che ve l'ho già detta, basta. Monti si metta con Draghi e riformi il duo novembre. Erano un duo comico che proponeva solo canzoni da funerale. Non lo sapevo, Walter. Grazie dell'informazione. Sammy, la tragedia degli incidenti sul lavoro, ormai senza fine. I lavoratori di oggi sono solo sfruttati e mal pagati, con pochissime garanzie. Questo dovuto al 99% alla presenza di tutta questa feccia straniera che abbassa gli stipendi, aumenta i profitti. Ecco a che servono stipendi maranza del cazzo. Saluti, Enzo. Credo che nelle coppie gay la madre sia il passivo, il padre il l'attivo. E queste l'ho chiesta io questa informazione, però non volevo essere così esplicito, ma per farmi un'idea, ecco, poi non sono fatti miei, ci mancherebbe. Ma questi giudici avranno figli? O sono tutti A, B, C, D e F? Ciao da Mary. Anche per altre lingue o dialetti come il romanaccio, della Garbatella,
Ah, ho capito, perché questo ci ha spedito i Legnanesi, sì, che stanno partendo con un nuovo spettacolo e li salutiamo perché sono una grande compagnia, dialetto milanese, lombardo, veneziano, veneto, ma non soltanto, anche adesso in italiano, e poi le loro colonne sonore erano state composte da un certo Arnaldo Ciato, che salutiamo ovunque si trovi, davvero, davvero, per decenni ha composto le colonne sonore e la parte musicale degli spettacoli dei Legnanesi. Sto per andarmene, certo, tra poco arriva la Lega Liguria, però, tu dici, così presto, resta ancora 5 minuti, Sammy Varin, assolutamente sì, anche perché ho gli appuntamenti da non scordare, targati Lega. Allora, prima di tutto ricordiamo che la Lombardia è la prima regione che ha una legge anti-baby gang. Fa vedere sto cartello, faccelo vedere. La Lombardia è la prima regione a occuparsi dell'emergenza baby gang con una legge e obiettivi chiari. Rieducare i minorenni violenti tramite i lavori socialmente utili. Chi sbaglia paga e deve risarcire la propria comunità prestando servizio per aiutare anziani e disabili o svolgendo lavori socialmente utili tramite specifici protocolli d'intesa con i comuni. Quando è possibile, la giustizia riparativa è fondamentale per rieducare i giovani violenti e fargli capire come si vive in un paese civile. Perché una legge regionale? Prevenire e contrastare la delinquenza giovanile. Oggi la Lombardia, soprattutto nelle città a partire da Milano, è l'epicentro del fenomeno delle baby gang, con reati in aumento e presenza diffusa di bande per la maggior parte composte da giovani stranieri di prima o di seconda generazione, quelli che Sammy Varin chiama i figli del barcone, ce l'ho aggiunto io. L'obiettivo della legge regionale voluta dalla Lega è di prevenire la violenza, sostenere le vittime, educare alla legalità, potenziare i lavori socialmente utili. La Lombardia è la prima regione a votare una legge contro le baby gang. Grazie alla Lega, sappiatelo. Questo weekend, questa domenica e questo lunedì si vota a Monfalcone e a Pordenone. Non aggiungo altro, soprattutto a Monfalcone. Sapete quale pazzesco laboratorio politico si va delineando lì, con una costola del PD che ha fondato il Partito Islamico. Attenzione, perché se dovesse vincere a Monfalcone il Partito Islamico o semplicemente avere un buon successo, lo sapete, gli amici piddini non vedono l'ora di ripetere l'esperimento in tutta Italia. 2 maggio, da segnare in calendario se siete cacciatori o semplicemente siete preoccupati perché il vostro pollaio viene distrutto una settimana sì, una settimana no da animali selvatici. Incontro con Apericena sulla caccia. Arriva l'onorevole Francesco Bruzzone, responsabile Dipartimento Gestione Faunistica e Caccia. Foresto Sparso, siamo in provincia di Bergamo, c'è un bar sulla strada principale, via Tremellini 1, bar caffetteria da Luca, in quel di Foresto Sparso in provincia di Bergamo, appuntamento con Francesco Bruzzone, responsabile caccia della Lega, ma sono invitate le associazioni venatorie e tutti i cacciatori, incontro con Apericena sulla caccia, 2 maggio, ore 18, si parla certamente del calendario venatorio, delle munizioni di piombo, la legge Brambilla sugli animali, deroghe, roccoli, valichi montani e naturalmente anche del problema lupo. 2 maggio, ore 18, Foresto Sparso, Bergamo. Me ne vado. Grazie per il gentile ascolto, cari amici vicini e lontani. Lo so, ho lasciato indietro sicuramente qualche WhatsApp, ma comunque io domani mattina alle 7:30 sono qua e domani mattina alle 7:30 non mancherà anche Simone. Grazie a tutti voi, a domani. Avete ascoltato Potere al Popolo.